Come nasce questo brano Moreno Trevi? Niente, è nato che praticamente mio fratello mi chiamò, dicendo: ah, io ho una voglia matta di fare una canzone con te. E logicamente io gli ho detto: e se è bella, perché no? Mi ha portato a vedere il pezzo, è venuto assieme al maestro La Fortezza con Chiangiano e Esposito, che sono gli autori, e praticamente io ho detto: bene, sta bene. Certamente ci sono sempre delle critiche, dei maligni, dei cattivi, che si mettono sempre dal balcone a dire le cose che praticamente non sono giuste, e chiaramente questo è anche considerato e sta anche nel patto di quello che noi abbiamo detto, cioè noi siamo aperti a tutte le critiche, perché giustamente le canzoni vanno sempre criticate. Tu pensi che quando io ho fatto un festival dove cantavo Ma parlano di te, mi hanno messo fuori, e poi è stata una canzone che è stata molto venduta e logicamente il pubblico ha detto la sua, dando il successo a questo pezzo. Ma cosa è bello? È nato questo brano Mario Trevi, Franco Moreno. Adesso dove vuoi che arrivi questo brano? Ma io mi auguro che possa fare un successo enorme, perché me lo voglio conservare nei miei bei ricordi. Perlomeno coprire tutta quanta la zona dove ci stanno gli amatori della bella canzone napoletana. Come si chiama il brano? Nufrate Grande. Nufrate Grande. Gli autori? E sono Chiangiano, La Fortezza, Esposito. E io questo brano lo voglio dedicare a tutti gli ammalati, a tutti i detenuti, a tutti quanti voi che ci state seguendo. Questo lo diamo a Mario Trevi, mi scusi, tu lo prendi dall'altra parte il microfono. Certo. A voi il centro. Vai con questo bellissimo brano. Mario, per me tu sei meglio di tutto quanto. Per me sei stato e il resto più importante. Sei stato scuola di vita e scuola di canto. E io sono orgoglioso di che mi sei frate. E mo facciamolo un regalo a sto popolo napolitano. Cantammo insieme insieme sta canzone. Mi ricordo quando ero guaglione, mi scetava ogni mattina voce tua, incantate rimaneva a te sentire e cercava di poter t'assomigliare. È cresciuto insieme a te questa passione, sei venuto proprio da te qua a me. Ora a me mi capitai questa emozione, proprio quando ero guaglione come te. Stai rindo cuore sta città e si fornisce due cantare, fornisce una pare campana. Tu ti nascondi per me saggente e per me sentire cantare e per potermi assomigliare. Hai fatto tutte cose tu per me, ma se me dai un po' che coraggio a te, io ti prometto che ci metti di canzone che non essere cantata troppo per te. Sì, canto per Napoli e per te, e canto pure per mamma. Rindo con sta città e si fornisce
scappava le campane. Ti nascondi per mezza gente e per me sentire cantare e per potermi assomigliare. Hai fatto tutte cose tu per me, ma se me dai un po' che ora piettate, io ti prometto che ci metti che canzone che può essere cantata dopo che te. Sì, ti ronco ancora pietà a me, lo voglio sentire cantare per te, per Napoli e mamma. Ci avete fatto emozionare, Franco piange di qua. Bellissimo questo brano. Vieni qua, ti sei lasciato andare. Purtroppo, anzi chiedo scusa perché non è di mio carattere, però cantare con mio fratello Mario Trevi dopo tanti anni è un grande onore, per cui l'onore mi ha emozionato al massimo. Per cui, scusate. Bellissimo brano che aveva sicuramente tantissimo successo, perché è cantato da due mostri di bravura. Grazie. Veramente, lo dico con il cuore, lo sai, la stima che provo per te da tanti anni. Vai, allora, Mario. Sì. Faccio salutare prima Franco, Sì. Ti ringrazio. Grazie a te per averci invitato. E Io grazie. volevo dire una cosa, secondo me simpatica per chi ci ascolta e per noi che stiamo qui in studio. Anzitutto grazie che ci hai invitato, noi siamo veramente contenti stasera che hai unito me e mio fratello in modo che si possa, diciamo così, abbandonare quella famosa parola che si diceva: ma si fanno a brighi queste frate e frate? A me mi pare che non si fanno a brighi, insomma. Voi dovete pensare che, questa è una cosa che mi piace dirla, noi a Napoli abbiamo dei grandi artisti come i fratelli Edoardi, i fratelli Giuffrei, i fratelli Maggi, i fratelli Rondinella, i fratelli Taranto e tanti altri, che praticamente si è sempre detto che non andavano d'accordo, che non si volevano bene, che erano invidiosi del loro lavoro, eccetera. E questa è una cosa che la inventa il popolo, perché logicamente il popolo quando vede che, non so, per esempio me, mio fratello Franco Moreno, mio fratello Lino Capozzi, mio fratello Franco Sereno, mio fratello Stefano Fani, perché noi siamo una razza di cantanti, i miei nipoti, i figli di mio fratello Pasquale, che cantiamo tutti quanti. Certamente ognuno si fa una domanda e dice: è possibile che vanno d'accordo, che fanno lo stesso mestiere questo? Non è possibile. Invece è possibile e la prova evidente è questa qua, che noi abbiamo cantato questa sera, abbiamo fatto questa canzone insieme a mio fratello per dare la prova del 9, come si dice, che noi siamo una famiglia compatta, insomma. Certamente ci sta qualcuno che non è contento di questo, perché non nella mia famiglia, cioè del pubblico, la gente. A noi non ci interessa. A noi interessa che noi siamo uniti e certamente questa cosa ci fa molto piacere. Stasera che abbiamo informato al pubblico che noi siamo la famiglia Capozzi è unita e non è vero che non si vogliono bene fratelli e fratelli perché fanno lo stesso mestiere. E a Napoli? Ecco, I detti antichi non sbagliano mai. Certo. C'è uno che dice: o sangue viene mazzicato ma non sputato. E mazzicato come dice? Può mazzicare ma non voglio uttere. Ma non voglio uttere. Esatto. Quindi è in tutte le famiglie questo. Franco, Benissimo. I tuoi saluti. Ciao, arrivederci a tutti, grazie a te per averci Ci vediamo invitato. l'8 marzo. Sì, e chiaramente vi informo a tutti che è uscita la nuova cassetta di Franco Moreno con questo brano dentro. Mi raccomando, accattata lì, che se non è male riempie. Ciao.